Manifestazione oggi anche dei lavoratori della società Girgenti Acqua Idrotecnic in gestione commissariale, che stamani si sono riuniti davanti alla sede del lato idrico in assemblea sindacale per discutere del fallimento delle due società, del cambio di gestione del sistema idrico integrato, della continuità del servizio e della salvaguardia del posto di lavoro. Una manifestazione che ha coinciso anche con la costituzione notarile della nuova società idrica dei comuni agrigentini che gestiranno la futura distribuzione del prezioso liquido. Per ribadire un concetto che sindacalmente e insieme ai lavoratori abbiamo ribadito già molte altre volte, già oserei dire da anni, nel senso che il nostro territorio, l'ex provincia di Agrigento, merita un servizio idrico integrato idoneo, che sia accettabile, che funzioni e che renda un servizio di pubblica utilità dignitosa agli utenti. Oggi siamo qua ancora perché la situazione è davvero incerta, abbiamo una situazione contrastante che forse sta facendo scuola a livello italiano, dove da un lato abbiamo un'azienda che è fallita e le leggi fallimentari vanno in netto contrasto con quelle che sono una gestione di nomina commissariale e di nomina prefettizia che sia stata fatta per interdittiva antimafia. Realmente quando c'è una gestione fallimentare significa che si devono mettere i sigilli ad un'azienda, si deve licenziare il personale e dall'altro lato abbiamo invece un servizio di pubblica utilità che non possiamo assolutamente interrompere. Ecco, oggi siamo ancora qua ad avvalorare una situazione dove i lavoratori realmente sono il vero valore aggiunto e che ci hanno messo la faccia nel gestire un servizio idrico integrato fra mille difficoltà finanziarie, economiche, gestionali, ma vogliamo serenità. Serenità intanto perché deve essere garantito un servizio di pubblica utilità dignitoso al territorio. Vogliamo essere positivi perché a dicembre con i vertici dell'ATI abbiamo sottoscritto un accordo che i lavoratori che ci sono al momento, sono 300 Girgenti Acque, devono essere tutti dentro la nuova consortile perché questi lavoratori servono a fare funzionare questo servizio. Questo servizio funzionerà solo se ci sono tutti i lavoratori, nessuno escluso. Punto. Dopodiché questi lavoratori io li ho definiti eroi, perché se il servizio idrico, fra tutti i problemi che ci sono in questa provincia esiste perché i lavoratori hanno continuato a lavorare anche con problematiche grosse, compreso il fatto che alcuni di loro sono sottoinquadrati. Questo significa che questi lavoratori sono l'anima di questo servizio e senza questi lavoratori, lo devono sapere tutti, il servizio idrico non funzionerà. Siamo qua per evidenziare una situazione che è estremamente drammatica, oltre il fatto che questi lavoratori stanno ottemperando la presenza e le attività tutte quante. C'è anche due aziende che sono fallite, un commissario che non ha le dotazioni economiche per poter intervenire, anche per situazioni che possono evolvere in problemi di natura ambientale gravissime. Tutte queste cose mi pare che evidenziano che si è perso troppo tempo. Questa è la consortile, che la facciano, che vadano avanti, che nel giro di pochissimo si metta avanti un sistema che vada avanti. Le persone devono avere, il cittadino, la certezza di ricevere un servizio e che questo servizio deve anche migliorare, invece il timore è che possa ulteriormente avere delle battute d'arresto.